Dall'inizio della convenzione sono armati anche gli agenti di Casier. I nostri territori lo richiedono, insomma, è una domanda di sicurezza forte a cui vogliamo dare tutte le risposte possibili. Sicurezza, dopo i vigili urbani di Preganziola, anche quelli di Casier sono ora armati. Polizia locale dei due territori riunita in un corpo intercomunale con un'unica sede, inaugurata in mattinata in Biadese, e un unico comandante. Armati per affrontare situazioni e individui con cui in passato gli agenti della municipale non si trovavano ad avere a che fare, dice il comandante Sottana. Parlo di persone extracomunitarie, persone dell'est, e quindi questo implica, diciamo, delle azioni di polizia da intraprendere che una volta, diciamo, il vigile urbano non faceva. Vigili appositamente addestrati, la pistola va usata solo in situazioni di estremo pericolo per sé o per la cittadinanza. Resta il fatto che l'arma dovrà essere usata solamente in casi estremi. Per altre situazioni critiche in cui ci troveremo, noi siamo dotati di altri tipi di armi, chiamiamole così, insomma, tipo lo spray al peperoncino, che ci consente, diciamo, di difenderci nel caso di aggressioni e quant'altro. 14 agenti, 7 mezzi, il corpo intercomunale consente economie e un monitoraggio più omogeneo del territorio. Il presupposto fondamentale è la base operativa unica e una squadra unica che lavora su un territorio unico, perché al di là dei confini geografici, insomma, le persone qui si spostano ovviamente ben oltre i confini stessi, e quindi una polizia integrata darà davvero i suoi frutti.